Uno spettacolo a dir poco suggestivo, quello che ieri sera ha illuminato il cielo di Casteltermini. Da un'idea di Carmelo Inzalaco e Rita Arnone, l'organizzazione di Vincenzo Inzalaco, i castelterminesi hanno salutato l'estate con il primo flash mob, l'ormai famoso evento della provincia. Nato da un veloce scambio di battute tra amici, in 2 giorni grazie al popolare social network Facebook, la penultima notte d'agosto si è trasformata in un vero e proprio evento che ha coinvolto centinaia e centinaia di persone. Tanto i grandi quanto i piccini hanno scritto i propri desideri sulle lanterne, così come la tradizione comanda, per poi liberare in aria questa lunga scia di luce, all'insegna della condivisione, della speranza e del divertimento. La lanterna volante in questione, detta anche mongolfiera di carta o lanterna Kong Ming in cinese, è un grosso lampioncino costruito da un materiale leggero e riempito di aria calda. È stata ideata nell'Asia sud-orientale circa 2000 anni fa ed utilizzata presumibilmente per scopi militari. La lanterna utilizza lo stesso principio della mongolfiera, pur limitandosi a dimensioni assai inferiori, può difatti essere tenuta tra le braccia ed è alta circa 1 metro. Costituita da un'armatura circolare di filo di ferro o bambù, ha un'apertura inferiore sul palloncino costruito in carta di riso. Una pastiglia di combustibile viene fissata sull'armatura ed accesa, il fuoco riscalda l'aria che quindi si espanderà, così facendo il peso specifico della lanterna scende ed essa finisce per pesare meno dell'aria circostante. Il lampioncino sale per circa 5 minuti fino al momento in cui il combustibile termina ed il fuoco si spegne. Si considera un atto di buon auspicio il rilascio di una lanterna perché molti thailandesi, specialmente buddisti, ritengono che questi oggetti volanti rappresentino i problemi e le preoccupazioni che volando lontano si allontanano dalla mente dell'uomo.